Una presunta associazione di tipo mafioso con collegamenti con cosche dell''ndrangheta realizzata in prevalenza da persone di nazionalità ucraina è stata scoperta dalla squadra mobile di Catanzaro che sta eseguendo 10 arresti. Nei confronti dei presunti componenti dell'organizzazione attiva a Catanzaro e Lamezia Terme vengono contestate a vario titolo, oltre all'associazione mafiosa, numerose estorsioni, lo sfruttamento della prostituzione e reati in materia di armi e droga. Una frode all'erario è stata scoperta dalla Guardia di Finanza che questa mattina nell'ambito dell'operazione Principessa ha sequestrato 8 imprese per un valore di 30 milioni di euro. 37 gli indagati che a vario titolo dovranno rispondere di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falso, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le aziende operanti prevalentemente nel settore oleario e turistico-alberghiero sono tutte direttamente o indirettamente riconducibili alla famiglia Giovinazzo attiva a Cittanova e nella fascia spromontana tirrenica della provincia di Reggio. Non ha superato la notte Lucia, la bambina di 8 anni ricoverata d'urgenza all'ospedale di Catanzaro dopo il tragico incidente di ieri. Sale così a 5 il numero delle vittime dello scontro sulla Salerno-Reggio Calabria tra Rosarno e Mileto, in cui erano già morte la sua nonna e la sua sorellina di 2 anni. A salvarsi solo la madre delle bimbe, il padre si trova in carcere a Paola, da dove il SUV, che si è scontrato frontalmente con un tir, tornava. I risultati emersi dal Comitato di sorveglianza del POR 2007-2013 certificano che il nostro lavoro è stato senza dubbio efficace. Lo ha detto il presidente della regione Giuseppe Scopelliti, che insieme all'assessore al bilancio Giacomo Mancini ha partecipato al report annuale sullo stato della programmazione comunitaria. Entro il 2012, ha aggiunto, saremo in grado di impegnare il 90% delle risorse comunitarie.